La deriva, no, securitaria e di controllo che questo governo sta impostando è sempre più evidente, si rende evidente tramite il DDL Paura che è in discussione il prossimo 4 marzo in Senato e anche tramite l'istituzione delle zone rosse in tantissime città d'Italia che sono state fortemente volute dal ministro Piantedosi e dal governo Meloni. Attiva in tutta Italia la campagna contro il disegno di legge sicurezza, che ne sta accompagnando l'intero percorso di approvazione, torna anche a Venezia e lo fa in un sabato di carnevale da una delle sue porte d'ingresso più affollate, la stazione ferroviaria. Ci sono mobilitazioni in questi giorni in tutta Italia, oggi nella giornata del 22 è stata chiamata una mobilitazione nazionale e appunto anche il prossimo 4 marzo è in discussione al Senato il DDL sicurezza e non si faranno attendere iniziative per bloccare questo decreto liberticida. Il disegno di legge è definito liberticida perché introduce limiti alla possibilità di manifestazione e lo fa approfittando di un sentimento diffuso di insicurezza, nascondendosi, sempre secondo i manifestanti, dietro la promessa di una garanzia di sicurezza che ha già fallito. Il prefetto ha detto che grazie alle zone rosse a Carnevale il Carnevale sarà sicuro anche per le donne. Ecco, questo devo dire che ci ha fatto molto arrabbiare, anche perché questa città è sempre meno sicura, non solo a Carnevale. Abbiamo visto che in questi anni la militarizzazione continua ad aumentare, ma la sicurezza non aumenta. Questa è forse la differenza più marcata ed interessante tra le due parti. Secondo i manifestanti, infatti, la sicurezza rappresenta qualcosa di molto più ampio e profondo del tentativo di reprimere la microcriminalità. Per noi la sicurezza è poter avere una casa, poter avere un affitto accessibile, poter avere anche un lavoro con diritti e con garanzie, un lavoro tutelato, un lavoro che non sia solo quello del turismo, ma è anche quello la possibilità di girare per strada in tranquillità.